Difficilmente, se non forse mai, a Burano avevano visto carabinieri schierati in assetto antisommossa. Li hanno visti la settimana scorsa per scortare i tecnici di una compagnia telefonica mobile addetti all'installazione di un'antenna poi sospesa ed ora in attesa di un nuovo incontro tra il comune e la multinazionale di telefonia per decidere come procedere. Ma la vicenda di Burano ha sollevato, secondo il Movimento 5 Stelle, una questione estremamente più ampia del caso specifico, cioè quella di un regolamento comunale in materia fermo al 2007 e inadatto ai tempi. Non abbiamo un regolamento efficace, cosa che invece hanno altri comuni, per esempio il comune di Mogliano, dove risiede il nostro sindaco. E ciò comporta che diventi il territorio terra di conquista per quanto riguardano i gestori e le installazioni per le basi radio di telefonia mobile. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione a Ca' Farsetti proprio per chiedere quali siano le intenzioni dell'amministrazione nei confronti di una materia che andrebbe riregolamentata al corso coi tempi e con l'evoluzione della tecnologia, ma anche su quale sia stata la gestione del comune nel caso specifico dell'antenna di Burano. Se sono state rispettate tutte quelle normative che riguardano la trasparenza e la possibilità dei cittadini a poter accedere alla documentazione, quindi di poter obiettare o comunque fare delle osservazioni per quanto riguarda la possibilità di installazione di un'antenna.